La parola chiave sviluppo sostenibile. È su questo tema che si è incentrato quest'anno il rapporto statistico della Regione Veneto, che ha preso in esame vari aspetti del nostro stile di vita, compresi i consumi. Secondo il rapporto curato dalla Direzione Regionale Sistema Statistico, il consumatore d'oggi ha la consapevolezza di avere una responsabilità sociale e ciò diventa particolarmente interessante in un'economia come quella veneta, dove il commercio è il primo dei settori produttivi del terziario. Nel 2010 il numero di imprese commerciali attive era il 43,1% delle imprese dei servizi e il 23% di tutte le attività produttive venete. Un esempio di consumo responsabile sono i gruppi di acquisto solidale, i cosiddetti GAS. A gennaio di quest'anno nella nostra regione erano 68 i GAS aderenti alla rete nazionale, concentrati soprattutto nelle province di Vicenza e Verona, seguite da Padova, Venezia e Treviso. Da ricordare poi la rete distributiva che promuove il commercio equo e solidale dei prodotti e che a dicembre 2010 contava 20 organizzazioni per la gestione delle botteghe del commercio equo, concentrate soprattutto nelle province di Verona, Vicenza e Venezia. Nel rapporto viene analizzata anche la sostenibilità nel settore del turismo. Alle mete tradizionali che ogni anno attirano in Veneto migliaia di visitatori si affiancano infatti sempre più quelle di un turismo alternativo alla scoperta di ambienti, ville o edifici storici, tradizioni locali e produzioni tipiche dell'artigianato e dell'agroalimentare. Segmenti in forte crescita si dimostrano ad esempio quelli che coniugano il viaggio allo sport, come il cicloturismo, il mototurismo, il turismo golfistico e quello equestre.